Tra qualche giorno gli alunni andranno a scuola per frequentare il nuovo anno scolastico. Uno dei capitoli di spesa più importanti per le famiglie sarà il rincaro dei libri. Quest'anno per gli assoutenti si parla addirittura di un 4% in più sui libri di testo e un 9% in più per il corredo scolastico e le dotazioni, mentre un 2% in più per quelle tecnologiche, per un ammontare complessivo di circa 95 euro al nucleo familiare rispetto al 2022. Pertanto, sulla scia del caffè sospeso di Napoli nasce l'iniziativa Zaino Sospeso, che permetterà di dare una mano concreta alle famiglie in difficoltà. Un intervento importante in tal senso è stato messo in campo dall'associazione Lions Club International per garantire il rientro in classe in piena tranquillità tra qualche giorno, una forma di sostegno insomma preziosa per quelle famiglie che stanno affrontando un momento di difficoltà economica dovuto alla perdita del lavoro o alla cassa integrazione, o per venire incontro a quei nuclei familiari che un reddito o un lavoro ce l'hanno, ma nonostante questo i soldi che entrano a fine mese sono troppo pochi e pertanto rischiano di non poter sostenere le spese relative al materiale scolastico. L'obiettivo quindi dei Lions è quello di raccogliere quello che occorre per permettere a tutti gli alunni, nessuno escluso, di avere sul proprio banco tutto quello che occorre: penne, quaderni, matite, astucci, insomma il materiale didattico che finirà in una sorta di carrello sociale distribuito a chi si trova in difficoltà. Anche il club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal dottor Gioacchino Cimino, aderisce a questa iniziativa, lanciando un appello: dona anche tu il materiale scolastico per i bambini meno fortunati. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi aderisce e partecipa al service Zaino Sospeso, raccolta solidale di materiale scolastico. Si possono donare album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomma, zaini, diari e libri. Si ringrazia in tal senso la cartoleria Tutto lo Mondo di Agrigento e la cartoleria SC di Siracusa Pietro a Porto Empedocle, che rappresentano i punti di raccolta dove ognuno potrà donare e aderire a questa iniziativa.